Chiusura all'Arcoveggio con la settima corsa, una condizionata sul miglio, 12, anzi 11 al via dopo il ritiro di Ulisse Leo. Lo schieramento: 1 Urban Legend, 2 Venusia Jet, 3 Untouchable LG, 4 Visrod, 5 Vitamina, 6 Vaclav Lux. In seconda linea 8 Aper FKS, 9 Vigor delle Badie, 10 Ulisse degli Dei, 11 Varadero, 12 Vision dei Veltri. I favori in chiusura sono per Untouchable LG numero 3 Flavio Martinelli in sediolo, corsa comunque molto molto aperta, con Venusia Jet vicina nella valutazione insieme a Varadero, macchina che comincia ad accelerare. Partiti con il tentativo di Vitamina di Numero assumere 3 l'iniziativa, ma Untouchable l'esterno LG veloce anche Vaclav squalificato. Lux, squalifica invece per Untouchable LG. Insiste Vaclav Lux all'attacco di Vitamina, che non si oppone, dopo 200 metri lascia sfilare Vaclav Lux, che è quindi nuovo leader. Al comando Vaclav, in terza posizione c'è Visrod che precede Urban Legend e via via tutti gli altri. Tanto 14,7 per i 200 iniziali, con Vaclav Lux che completi il quarto in 37. Seconda posizione per Vitamina, poi Visrod, ancora Urban Legend, mentre per corsie esterne c'è la terza ruota di Varadero dopo 600 metri di gara. Varadero viene via convinto, 47,1 i primi 600, ha superato l'opposizione di Vision dei Veltri e cerca l'aggancio con Vaclav Lux, che intanto completa il giro di gara in 1-2-6. Vaclav Lux nei confronti di Vitamina. Varadero si impegna per corsie esterne con in schiena Vision dei Veltri. Lungo la corda Visrod precede Urban Legend, via via tutti gli altri. Ripetiamo, Intanto il numero chilometro 3 è completato Untouchable in LG 1:18,5. squalificato. Non cambia nulla tatticamente, con Vaclav Lux che per il momento controlla agevolmente la situazione, cala invece Varadero, cerca di venire via anche Ulisse degli Dei dalla coda. Intanto 400 alla conclusione, con Vaclav Lux in piena accelerazione, 14,8 il parziale. Vaclav Lux in vantaggio nei confronti di Vitamina. L'unico a migliorare da dietro per il momento è Ulisse degli Dei, mentre all'interno Visrod. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Vaclav Lux che è completamente padrone della situazione. Nel finale viene a concludere netto vincitore Vaclav Lux, secondo posto per Vitamina, per il terzo probabilmente Urban Legend, a ragione di Ulisse degli Dei. 1:16,4 immediato raddoppio di Tommaso Gambino dopo il successo ottenuto con Volpelli. Vince anche con Vaclav Lux, sempre per conto di Roberto Stancari. Il doppio in chiusura, la quota al totalizzatore di 5,24. Vaclav Lux chiude la giornata all'Arcoveggio, il secondo posto sul traguardo per Vitamina, mentre al terzo dovrebbe essere Urban Legend. È tutto per il convegno odierno dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì 12 dicembre.